eccoci qui, salve a tutti, mi levo le cuffie che non mi servono più, ho avuto un sacco di problemi con OBS perché con questa videocamera fa un po' a cazzotti. Mentre passava diciamo tutta la fase introduttiva del video, salve a tutti, buon pomeriggio, praticamente si è sconnessa la videocamera, ho dovuto staccare e riattaccare per farle riconoscere, mentre in diretta OBS stesso mandava tutte le varie animazioni. Allora un attimo solo che stoppiamo questo, ok, qui è tutto fatto, diciamo faccio tutto da solo, regia e quant'altro, ok, quindi benvenuti a tutti, vediamo se c'è connesso, siamo in diretta sia su YouTube, sia su Twitch e sia su Facebook. Benvenuti a tutti, scrivete nella chat se avete domande, scrivete nella chat per qualunque cosa, per farmi sapere anche che siete collegati, per un saluto, per qualunque cosa, ok? Innanzitutto auguri a tutti, si avvicina il Natale, come vedete c'ho il cappellino, ecco, mettiamolo così, questo, ok? Cappellino di Natale, qui dietro c'è il presepe, quello che ho pubblicato pure sul mio canale, eccolo qui, tutto animato, qui c'è sempre tutta la roba che c'ha a che vedere con Amazon, con Alexa o con acquisti passati che ho fatto, e qui nell'altra telecamera, se vedete, c'è praticamente tutta una serie di pacchi che ancora mancano da aprire e oggi apriremo questo qui, che c'è anche lo scotch, il solito scotch natalizio di Amazon, ok? Quindi questo è il pacco che dobbiamo aprire insieme per vedere cosa contiene, ok? Quindi niente, avete domande, chi si è connesso, volete, diciamo, possiamo andare avanti tranquillamente, mi sentite bene? Sì, penso che l'audio dovrebbe arrivare correttamente. Allora, io direi, prima di fare l'unboxing, io direi che posso introdurvi, diciamo, questo nuovo sito dedicato prettamente ai DJ ed agli amanti della musica che ho, diciamo, messo in piedi in questi giorni. Già è online da qualche giorno, devo dire la verità, però è un sito in continua evoluzione perché piano piano che mi vengono le idee. Aspettate che qui è specchiato, non mi piace così sta pallina, va bene, mettiamola così, ok, e niente, man mano che mi vengono in mente delle idee, io cerco di realizzarle e di portarle poi sul sito, che poi non è altro che, diciamo così, una vetrina su Amazon, ok, sono quelle che io reputo, diciamo, gli strumenti necessari per poi fare un DJing, un set corretto, diciamo. Quindi io direi che possiamo tranquillamente passare a vedere il mio store, che si raggiunge facilmente, basta scrivere www.renijstore.it, tutto attaccato, tutta una parola, e vi riporta su questo sito che adesso vi faccio vedere. Ora vedremo insieme qualche categoria, ma poi faremo l'unboxing, quindi direi che ci possiamo accingere. Diciamo, le ultime categorie che ho inserito in questo store, di cui vi vorrei parlare. Una è accessori per le dirette, perché sembra banale andare in diretta, sembra facile prendere per esempio due giradischi o qualunque altra cosa e andare in diretta, ma diciamo è tutt'altro che banale, è tutt'altro che semplice, ok? Quindi diciamo bisogna avere una determinata attrezzatura per poter fare al meglio una diretta, o anche per registrare un video localmente per poi rieditarlo e mandarlo online su Facebook, su YouTube, ok? Quindi andiamo a vedere proprio questi accessori per le dirette, ok? Cliccando sopra vedrete ridiretti direttamente sulla mia vetrina su Amazon, ok? Allora, i primi accessori che ho voluto mettere, questi ovviamente li presento in ordine inverso, ma è uguale. Allora, ovviamente vi servirà una webcam,
diciamo un treppiede o un qualcosa per reggere la webcam, poi il microfono e possibilmente delle luci, un sistema di illuminazione. Quindi allora io che cosa sono andato a introdurre tra gli accessori per le dirette come prima cosa? Prima cosa treppiedi di tutti i tipi e per reggere sia il cellulare sia la webcam e sia il microfono, ok? Perché questi sono diciamo, gli accessori basilari per fare le dirette correttamente. Bisogna avere più possibile le mani libere, soprattutto se uno vuole fare il DJ vuole fare un set mixato, ok? Questi che vedete, questi diciamo che vanno davanti al microfono, servono per filtrare le S, per diciamo fare un filtro tra la voce e il microfono stesso, per evitare il più possibile rumori, ok? Quindi non lo sottovalutate anche questo filtro che va davanti, chiamiamolo filtro hardware perché è un filtro vero e proprio, non è una cosa software che viene messa a posteriori tramite OBS, no, è proprio un vero filtro che va messo davanti al microfono, ok? E diciamo rende la voce più gradevole nell'essere ascoltata. Allora, poi che cosa c'è di necessario? Allora, questi due oggetti che vedete qui, questi sono due, diciamo, kit RIA, diciamo, due preamplificatori da connettere direttamente all'USB del PC. Ok? Sono entrambi USB. Questo è della Behringer, ok? Questo è lo Ufono UFO 202, ok? E quest'altro invece non è Behringer, è un'altra marca, però serve sempre allo scopo. Se voi avete un giradischi e volete andare in diretta e questo giradischi non ha l'uscita già preamplificata, vedi per esempio i Technics SL 1210, ce ne avete uno solo e volete mettere i vostri vinili in diretta o semplicemente li volete registrare con il vostro computer, avrete bisogno di un kit RIA esterno. Ecco, questo fa sia da kit RIA sia da scheda audio USB normale, perché questo ha anche l'ingresso line in, tutti e due, tramite uno switch si possono settare come line in e vi permettono anche di registrare direttamente un vostro mixato o che ne so da una piastra o da un CD, ma per i CD ci sono i programmi che grabbano direttamente i CD audio, quindi sarebbe inutile. Questo può venire in aiuto qualora voi avete un lettore CD da stereo, da impianto e non avete più, perché ho visto che molti portatili non hanno più il masterizzatore DVD e quindi non leggono più nessun tipo di supporto ottico, ok? Quindi diciamo che questi due sono molto buoni per chi ha anche un giradischi. Ho messo anche queste altre schede di acquisizione audio, come vedete qui ce ne sono diversi modelli anche a 20 euro, 23, 22, sono tutte simili tra loro, sono quasi uguali, mi pare che cambia pure il tempo di ricezione dell'articolo. Praticamente queste che cosa fanno? Queste hanno il line in e lo trasformano in USB. Praticamente voi potete attaccarci sia i classici pin jack IRCA, il bianco e il rosso, quindi destro e sinistro, sia potete attaccare il jacchetto ad un vostro Walkman, ad un qualsiasi stereo portatile di una volta, per poter poi andare a catturare, che ne so, una cassetta o un mixato fatto con un mixer a cui poi sono attaccati altri dispositivi. Quindi questo, diciamo, visto che in moltissimi portatili non hanno più l'ingresso line in, ok? Quindi nel caso avete un portatile nuovo dovete diciamo quasi obbligatoriamente avere questa scheda di acquisizione audio da associare al PC portatile per andare in diretta o per registrare sul PC il vostro audio, diciamo proveniente, come ho detto, da un mixer o in questo caso non va bene il giradischi, nel caso di queste schede audio il giradischi deve essere già preamplificato, come gli ultimi Reloop, i Pioneer hanno già il kit RIA interno. Voi potete scegliere tramite un selettore sul giradischi stesso se volete attaccarvi a un line in e quindi sfruttare queste schede audio qui, oppure a un fono in, a un ingresso fono, e quindi dovete sfruttare queste schede qui, ok? Quindi questo è il motivo per cui trovate anche queste schede di acquisizione audio, ok? Poi vi ho messo un'altra serie di braccia da attaccare alla scrivania per reggere i cellulari o per poggiare i cellulari,
ho visto che molti DJ, moltissimi DJ amano vedere la chat sul cellulare, quindi si connettono direttamente alla propria diretta che sta andando magari con OBS, con il PC, si attaccano alla propria diretta per leggere i commenti dei visitatori. Ciao Deep, buon sabato, grazie. Ah, vedi, c'è pure la pubblicità di qualcuno, bene, bene. Io vado avanti perché penso che si senta bene, ok? Vado avanti a spiegare un po', diciamo, queste nuove categorie che ho inserito nel mio sito, ok? Come vedete ci sono di tutti i generi queste braccia per reggere i cellulari che vengono molto in aiuto anche se uno vuole fare una diretta ripresa con il cellulare e con la videocamera del cellulare, perché diciamo bisogna mettere il cellulare molto stabile in modo che la ripresa non venga mossa, e quindi ci vengono in aiuto tutta una serie di braccia, di treppiedi, eccetera, che reggono direttamente il cellulare. Addirittura questo è illuminato, questo cerchio che vedete puoi mettere a luce calda o fredda a scelta, e ci può illuminare se noi vogliamo fare una diretta come la sto facendo adesso io con la webcam e vogliamo fare o un mezzo busto o un primo piano. In questo caso questo treppiedino può andare molto bene, costa solo 30 euro, quindi diciamo può essere un'ottima soluzione per fare una diretta come questa che sto facendo io. Per fare il DJ serve qualcosa un po' di più professionale, di più fisso, un treppiede un po' più stabile. Andiamo avanti, qui vedete tutti i vari tipi di iRig che ci sono in commercio su Amazon, nonché anche quest'altra scheda che è di un'altra marca. La differenza tra l'iRig Pro Duo, che è questo da 200 euro, e gli altri iRig sono che questi altri iRig funzionano con qualsiasi cellulare, però trasmettono, attenzione, in monofonico. A me mi conoscono perché sono fissato tra mono e stereo. Se dovete trasmettere musica, mi raccomando, usate iRig Pro Duo, è l'unico mezzo che associato a un iPhone dall'8 in poi vi permette di trasmettere in stereo, ok? Con tutti questi altri iRig da 9 euro, 30 euro, 14 euro, eccetera, voi trasmettete in mono. Ci ho messo pure questo, però questo qua diciamo è più un'interfaccia per chitarra portatile, quindi si può connettere anche un microfono, perché un microfono diciamo è amplificato come diciamo la chitarra elettrica, però diciamo questo nasce prettamente proprio per la chitarra elettrica, ok? Questo ha un ingresso stereo, quindi questa dovrebbe andare bene, dicono pure per Android. Non l'ho mai provato questo qua, questo è l'iRig Stream, e praticamente costa la metà dell'iRig Pro Duo. Dovrebbe trasmettere in stereo, però io questo non l'abbiamo mai provato. Questo lo utilizzano diversi amici, parecchi amici, ed è un apparecchio molto valido. iRig Pro Duo ha i gain, anzi andiamolo proprio a vedere. Questo iRig Pro Duo ha i gain separati per ogni singolo canale. Non solo, ha due LED per ogni canale, di cui quello sotto è multicolore per indicare anche i picchi di volume. Come vedete lateralmente ha l'uscita su jack di destra e sinistra dei due canali, ha i due gain separati per ogni canale, quindi potete fare anche un bilanciamento a posteriori subito prima di entrare poi nel cellulare per poter fare la diretta stereo, quindi avete la possibilità. Allora guardate, poi qui c'è anche la possibilità di essere comandato come interfaccia MIDI, vedete c'è scritto MIDI in e out, quindi un walkthrough, si può attaccare in cascata. Eccoci qua, questo è il volume della cuffia che può essere attaccata diciamo contemporaneamente a tutto quanto. Voi potete attaccare una cuffia qui per avere il preascolto di quello che viene inviato da questo apparecchio direttamente al cellulare, ok? Questo non si attacca assolutamente alla presa per la cuffia del cellulare, no, questo si attacca alla presa multifunzione che sta sotto ai cellulari, quella che noi utilizziamo per ricaricare il cellulare o per attaccarci tutti quegli apparecchi multifunzione, ok? Quindi qui abbiamo l'XLR destro-sinistro,
ok? Sono due XLR monofonici, uno per il canale destro e uno per il canale sinistro, e diventano stereofonici. La maggior parte dei mixer hanno le uscite XLR bilanciate per arrivare, diciamo, poi a questi apparecchi, per esempio, o a un altro mixer. Ecco, questa è una foto riassuntiva di tutti i lati dell'iRig Pro Duo. Questo lo consiglio vivamente a chi vuole andare in diretta o chi vuole registrare audio stereo con il cellulare, ok? Se volete registrare audio stereo, che ne so, una vostra performance anche in locale sul cellulare, con questo apparecchio lo potete fare, è sicuro va in stereo, ok? Questo è quello che abbiamo visto. Aspettiamo che ricarica tutto quanto, ritorniamo su a dove eravamo. Come vedete ci sono parecchie cose, eravamo arrivati praticamente qui vi ho proposto una grandissima varietà di webcam per il PC. Come vedete sono tutte quante molto simili tra loro, variano un po' i prezzi, ma stiamo sempre là intorno ai 30, 35, 40 euro, perché queste videocamere Full HD come quella che pure utilizzo io sono tutte simili tra loro. Ecco, questa per esempio c'ha il treppiede integrato, ok? Quindi uno può scegliere pure questa qui, questa c'ha il treppiede integrato. Diciamo che le webcam sono tutte molto simili. Attenti all'autofocus. Io ho preso questa qui, che l'autofocus non funziona per niente bene, ma l'ho presa con un'offerta di quelle offerte lampo, l'ho pagata veramente 2 lire. Per quello che l'ho pagata la mia webcam sono molto contento della resa della mia webcam, quindi diciamo che spendendo qualche euro in più uno riesce a prendere una webcam un po' migliore, però diciamo che dipende sempre quello che uno ci deve fare con queste riprese. Se volete fare un montaggio dei filmini, dei filmati su direttamente tramite PC o tramite Macintosh, non vi conviene prendere queste webcam da battaglia, io le chiamo così, proprio molto economiche, ma vi conviene andare su qualcosa di più professionale, che io qui non ho messo, in quanto questo è, diciamo, un esempio, un minimo di quello che serve per fare una diretta corretta su YouTube, su Facebook, su Twitch o su tutti questi canali che lo permettono. Ok, andiamo avanti. Se volete fare dei begli effetti, usate OBS, eccetera, vi volete divertire, esistono anche i green screen, ok? Esistono anche le tute green screen, oppure anche i teli che, come vedete, partono da tutti i prezzi, da 16 euro addirittura 21, 100 euro, però ti danno tutto, ti danno tutti i treppiedi, le mollette, la borsa per portarlo in giro. Questo è prettamente più da fotografo, diciamo, che per fare le dirette, però io l'ho voluto mettere un po' tutti, ho voluto mettere una bella scelta anche come dimensioni. Se uno ha una bella stanza si può mettere un bel green screen così grande, ci si mette la console davanti e così di sfondo uno ci può mettere qualunque cosa. A quel punto sta solo la fantasia di chi propone la diretta al pubblico. Ok, andiamo avanti. Questi sono tutti green screen. Oltre ai green screen ovviamente ci sono i softbox, cioè l'illuminazione. Voi non dovete sottovalutare quando fate una diretta l'illuminazione della stanza, e questi sono tutti tra fari, diciamo riflettori eccetera, articoli per l'illuminazione. Diciamo la categoria si può inglobare nel softbox, nel termine softbox. Questi sono tutti quanti abbastanza portatili. Come vedete ci ho messo anche dei softbox dedicati alla fotografia di oggetti, perché questi sono molto utili nel caso uno debba fare pure delle vendite di oggetti su internet, per fare delle fotografie più corrette, più nitide, diciamo senza sfondi strani. Si sono inventati, ecco, partono da 33 euro, 60 euro, ci stanno di tutti i prezzi pure qui, queste scatole che permettono di fare le foto agli oggetti senza sfondi e senza niente, e con un'illuminazione ottimale. Ok, quindi qui ci sono tutte, diciamo, una serie di consigli per softbox, quindi dedicati prettamente all'illuminazione, che io ho trovato appunto su Amazon. Come vedete ci sono anche dei kit, uno spende 140 euro, però ti danno già le lampadine, ti danno il green screen, la borsa,
tutte le varie pinze, i vari treppiedi che servono per reggere sia le luci e sia il green screen. Quindi diciamo questo è una soluzione completa sia per chi fa il fotografo e sia soprattutto per chi fa le dirette e magari vuole avere una soluzione, un unico acquisto dove trovi tutto, e questo a 140 euro c'è tutto, diciamo. C'è pure a 176, questo addirittura due borse, insomma è una cosa un po' più professionale. C'ha diciamo 4 luci invece che 2, questo ce n'ha 3. Comunque diciamo che ci sono per tutti gli usi e consumi. Ci sono state attenti pure alle lampade, come le volete. Se le prendete a LED meglio, perché possono trasformare la luce calda in fredda. Se le prendete queste qui diciamo prettamente per fotografi e fotografia, vanno molto meglio perché sono già tarate, ok? Quindi diciamo che vi ho messo un'ampia scelta di illuminazione. E questo era per la categoria andare in diretta. Quindi per andare in diretta abbiamo visto, bisogna guardare l'illuminazione, possibilmente avere un green screen se volete, la webcam è importante, l'iRig se volete andare in diretta con il cellulare, la scheda di acquisizione audio se volete andare in diretta con un PC portatile, e poi mi raccomando i vari braccia porta microfono, porta cellulare, il treppiede ci sono anche soluzioni integrate con la luce, il portacellulare e il microfono, tutto quanto in uno, come vedete. O anche quest'altro, vedete, c'è il portamicrofono esterno da attaccare poi al cellulare, la luce e il cellulare che può riprendere tranquillamente avendo la telecamera tutta da un lato. Ci sono diciamo soluzioni per tutti. L'altra categoria che volevo vedere insieme a voi prima di passare all'unboxing è quest'altra che oddio, me la so persa. Allora andiamo un attimo indietro, eccola. Allora ecco, borse, fly case e coperchi. Questa pure l'ho creata ultimamente. Qui dentro che cosa potete trovare? Io ho messo diciamo quello che può essere più utile per un DJ e anche per chi fa il DJ vecchia maniera con i vinili. Allora qui ci sono, come vedete, custodie per mettere diverse pennette, ok? Perché ovviamente adesso i DJ digitali hanno una sola cosa importante, quindi dovunque vanno magari trovano una console, però la propria musica, come per chi ha i vinili, sta su delle pennette. Le pennette sono importanti, portarle diciamo dentro una custodia può essere un'ottima soluzione, ok? E quindi qui ci sono delle soluzioni per custodie. Chi invece è ancora affezionato ai CD e ha tutte le compilation originali, magari quelle che le DJ Selection, che oramai sono quasi introvabili, eccetera, e si è gelosi, allora magari può essere utile un porta CD di questi qua, e uno va in giro con un porta CD e si porta le DJ Selection in modo da non far rovinare i supporti, ok? Poi vi ho messo ovviamente le borse di tutti i tipi della Technics per i vinili, quindi per chi va in giro con i vinili magari ogni tanto vuole spendere qualche euro per comprarsi una bella borsa, eccole qua. Queste sono molto belle, sono nate per i vinili, sono sempre esistite, sono robuste e sono portavinili, quindi uno se vuole portare in giro i propri vinili, ecco qui che in questa categoria trovate la vostra borsa. Ci sono anche i fly case per diverse console, giradischi o mixer, CDJ e MDJ, che ho selezionato. Ovviamente se voi avete qualche altra esigenza magari o me lo fate sapere, oppure tanto io qui, queste sono tutte categorie soggette a essere incrementate man mano che mi si presenta l'occasione, magari mi capita l'occhio su un articolo, io lo aggiungo a queste categorie. Ci sono anche i coperchi per i giradischi, ne ho messo qualcuno, per i Pioneer e per i Technics. Questo è prettamente Technics, questo è prettamente Pioneer e questo invece è universale, ok? Ci sono i supporti in plexiglass anche per i mixer, come vedete, è una valigetta portavinili di quelle in alluminio, le custodie rigide diciamo, ok? E quindi questa è questa categoria che volevo appunto dedicare a queste borse
fly case, che sono molto utili per portare in giro la propria attrezzatura in modo che non si rovini, e non ultimo le coperture per la polvere. Ok, ritorniamo un attimino adesso qui, così vediamo di fare questo unboxing insieme. Ok, ritorniamo, salutiamo il sito www.renijstore.it. ok, allora questo è lo scatolo che andiamo a sballare insieme. Io non so se c'è connesso ancora qualcuno, vediamo un po' se lo riesco a capire. Sì, mi sembra che siamo in 7-8 persone, qualcuna su Twitch, qualcuna su YouTube e qualcuna su Facebook. Allora questo lo andiamo a sballare. Io non ho neanche erroneamente preso il mio fedele coltellino, ma Amazon tanto non è un problema. Ecco, avete anche l'altra camera, magari ecco lo apro sul tavolo, vi switcho la telecamera, eccoci qua, mi metto piccolino piccolino, eccomi qua, adesso a me mi vedete su questa telecamera piccolina, mentre invece inquadriamo bene l'unboxing. Vedete che Amazon è abbastanza facile da aprire, i pacchi non sono mai complessi quelli di Amazon, ok. Ovviamente, come mi aspettavo, il pacco contiene un altro scatolo e questo si può buttare. Ok, vediamo che effettivamente sia quello. Sì, allora ovviamente sono andato a leggere questa targhettina qui. Torniamo sulla webcam, quella in Full HD, che si vede un po' meglio. Allora, io ovviamente ho letto qui sopra cosa c'è qui dentro. Questo è un vinile, io già ho il 33 giri, ho il CD, sono affezionato a questo vinile e l'ho preso in quest'altro formato. Mi piace un sacco quello che c'è qui dentro, adesso andremo a vedere, e quindi l'ho voluto riprendere pure in quest'altro formato. Ovviamente Amazon, vi faccio vedere sempre l'apertura facilitata. Facciamo così, apertura molto facilitata per Amazon, e andiamo a vedere come sta. Opla. Eccoci qua, guardate che spettacolo. Questo è il picture disc della colonna sonora del film Rocky 4. Ok, questo è un film che non ha bisogno né di presentazioni né di nulla. Questo è il picture disc, guardate che bello che è un picture disc veramente veramente bello. Ok, all'epoca presi la colonna sonora prima su cassetta, poi su CD, poi su 33 giri successivamente, e adesso finalmente ho visto che su Amazon c'era disponibile il picture disc e non me lo sono lasciato sfuggire. Ok, il bello è che un'altra cosa che non sapete di Amazon, molto molto buona, è che se esiste la versione digitale dei vinili che voi comprate, acquistando il vinile voi acquistate anche la colonna sonora, il relativo prodotto digitale. Quindi se noi ad Alexa diciamo riproduci la colonna sonora di Rocky 4, adesso lei me la riproduce. Io questo l'ho comprato diverso tempo fa, almeno 10 giorni fa, e però me lo sono già sentito tramite Alexa, sì. Quindi diciamo è un'altra cosa in più, che voi vi fate una collezione di brani digitali acquistando i vostri vinili. Quindi non è da sottovalutare questa cosa, perché potete chiedere ad Alexa di riprodurre tutto il vinile che voi avete acquistato direttamente in digitale. Sono tutte comodità che mette a disposizione Amazon, mette a disposizione la sua tecnologia, il suo storage per appunto aiutarci. Acquistando un vinile, io l'ho scoperto solo da pochissimo, da poco, che c'era il relativo archivio digitale che poteva, quello che ho scoperto è che Alexa poteva accedere direttamente a questo archivio digitale. Niente, quindi
Prima di chiudere la diretta vediamo solo un'altra ultima categoria del mio store, su internet, su Amazon. Ritorniamo quindi su- sul mio store, riscriviamo qui renijstore.it. Ok, aspettiamo che internet risponda. Ok, e questo è il mio, diciamo, ve lo faccio rivedere, è il mio store su internet, renijstore.it. Ok, qui trovate una marea di vinili, per esempio Picture Disc, ne ho aggiunti un sacco. Andiamo a vedere questa categoria, visto che io ho fatto l'unboxing di un Picture Disc. Ok, allora sono talmente tanti che ovviamente ci ha messo qualche secondo pure Opera a caricare questi vinili. Guardate, io questo già ce l'ho pure questo, ma piano piano ve li farò rivedere tutti. Ci sono U2, U2, il vinile che ha creato un sacco di problemi, che è questo qua, infatti non c'è il prezzo perché non è disponibile, ma pur sempre un Picture Disc. Ci sono veramente di tutti i tipi, vedete, della Disney, io ho messo un sacco di Picture Disc della Disney perché Amazon ce li ha disponibili, li potete acquistare direttamente su Amazon. Ok, quindi cliccando su questa categoria, quando non c'è il prezzo vuol dire che sono finiti. Io quando ho fatto questa categoria c'erano un po' tutti, però ovviamente questi sono dischi, come potete ben immaginare, che vengono esauriti in breve tempo, però Amazon cerca per quanto possibile di fare un restock dei dischi. Ok, ovviamente alcuni è possibile fare il restock, altri no, quindi molti li troverete qui senza prezzo, magari li troverete se accedete alla relativa descrizione, magari vi proporrà per esempio questo diciamo il prezzo dell'usato. Ok, vinile, no, questo c'è due nuovi a partire da 35 euro, però questi, quando è scritto così, di solito non è venduto direttamente da Amazon, ma verrà venduto da un negozio di dischi che ve lo spedirà. Quindi ci saranno magari delle spese di spedizione che nel caso del Prime qualche volta Amazon, diciamo, ve le sconta, ve le riduce a zero nel caso siate clienti Prime. Ok, ci sono anche questi che sono sagomati, sempre della Disney. C'è Mina Adriano Celentano, ma veramente qui c'è di tutto di più, come vedete, David Bowie, Renato Zero. Questo non guardatelo così, questo è un picture disc, questo c'è scritto, come vedete qui, picture disc di Aero Zero. Questo è bellissimo, come vedete c'è scritto anche qui. Questo tra l'altro è pure un'edizione numerata, 570, non vi arriva al 576, questa è una foto dimostrativa, però diciamo è un'edizione limitata numerata, questa di Renato Zero. C'è Malamix di Madonna, che erano questi due picture disc così, diciamo, vabbè, Guerre Stellari, c'è, pure questo è un bellissimo picture disc, eccolo qua, guardate che bello che è. Ci sono, diciamo, per di tutti i generi musicali. I picture disc sono molto belli da collezionare, da far vedere quando viene a trovare qualcuno, non so, da esporre, da mettere anche in un quadro. Guardate che bello anche questo è un picture disc di Europe, Halfway to Even, bellissimo pure questo picture disc qua. Ok, questo costa 29,40 più 2,90 di spedizione perché non è venduto direttamente da Amazon, come vi ho detto. E quindi questa è la categoria dei picture disc. Vi invito ad andarla a consultare, a vedere. Se magari trovate qualcosa che vi interessa, potete anche acquistarlo tranquillamente da questa lista che io vi ho creato ad hoc. Ok, torniamo un attimino io lo chiamo in studio, ma non è prettamente uno studio. Quindi allora, questo è il disco che abbiamo sballato, che abbiamo unboxato. Vi ho fatto vedere appunto questo mio nuovo
sito che è dedicato prettamente ai DJ ed agli amanti della musica, www.renijstore.it. Andatelo a consultare perché ci sono tanti articoli, ma soprattutto io questo sito lo aggiornerò in continuazione, quindi creerò continuazione nuove categorie dove dentro ci metterò tanti articoli, prenderò spunto ovviamente da quella che è la, la diciamo la mia esperienza da DJ, e quindi, ma non solo da DJ, pure da amante della musica, quello che può essere utile a chiunque ama la musica. Per esempio ho già in mente di fare una categoria, se riesco a trovare abbastanza articoli, di amplificatori e casse da associare ai giradischi che già ho pubblicato, ma non per fare il DJ, ma per casa, per un salone, per ascoltare della musica diversamente dal DJing. Quindi presto troverete forse una o due categorie, magari una dedicata alle casse e una agli amplificatori. Vediamo pure Amazon che prodotti e quanti tipi di prodotto ci mette a disposizione. Detto questo, io penso che ho detto tutto, vi posso tranquillamente salutare. Un attimo che devo fare un attimo una cosa, allora così poi ci salutiamo. Ok, e niente, praticamente non è rimasto nulla da dire. Tanti auguri a tutti. Qui dietro c'è sempre il presepe. Presto pubblicherò, voglio fare un video, quindi rimanete sempre connessi sul mio canale. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete la campanella, perché la campanella vi avviserà se io pubblico un nuovo video. Sto pubblicando una serie di video dei raccontastorie che magari non interessano a tutti, però è una cosa che volevo fare da tanti anni, e adesso sto portando avanti il progetto I Raccontastorie, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Voglio fare una recensione dell'Ego Dot, questo qui, perché è uno strumento molto valido, vi voglio far vedere bene come funziona. Ok? Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie mille e un saluto a tutti.